CIRVE dell'Università di Padova ha sede qui a Conegliano e qua si tiene ovviamente un'attività formativa importante, ma Veneto Agricoltura tutti gli anni tiene il primo incontro qui del trittico vitivinicolo. Quest'anno molto importante perché ci sono dei dati in anticipo molto interessanti, come il fatto che la vendemmia ormai si farà sicuramente per le basi spumante a inizio agosto, e poi dopo ci sono interessanti novità soprattutto sulla sostenibilità. Tutto questo qui vediamo. Questa iniziativa è la prima di un trittico di 3 iniziative che organizza Veneto Agricoltura. Questa prima a giugno è lo stato del vigneto, quindi facciamo un'analisi della situazione al momento. Il secondo momento è ad agosto, quando facciamo le previsioni delle vendemmie, e il terzo momento a dicembre, quando invece faremo il consuntivo. Quindi dare al mondo vitivinicolo un servizio in visione di quello che succederà per l'annata. Del resto il vitivinicolo è il settore più importante per il primario Veneto. Non c'è alcun dubbio, questo tra l'altro ci viene chiesto anche dagli operatori. Teniamo presente che anche nel 2016 l'export del vino veneto è cresciuto ulteriormente, passato da 1 miliardo e 800 milioni del 2015 a 2 miliardi del 2016, quindi è sicuramente un export che non può non essere tenuto in debita considerazione. Nel 2017 Veneto Agricoltura è diventata agenzia, cosa cambia? Cambia l'approccio con il quale noi dobbiamo collegarci con tutti gli stakeholder ed avere un rapporto molto più vicino su quelle che sono le necessità del mondo del primario, e su questo Veneto Agricoltura si sta completamente riorganizzando. La nostra associazione nel 2010, nell'anno internazionale della biodiversità, ha creato la prima certificazione mondiale sulla biodiversità in agricoltura. Abbiamo creato un metodo per misurare la biodiversità negli ambienti agrari, ma soprattutto una certificazione che vuole indirizzare gli agricoltori sulla strada della sostenibilità. È una certificazione che si prende cura di quello che succede nell'ambiente agrario con l'attività umana, quindi non va a misurare i residui sulla frutta, sull'uva eccetera, ma va a misurare quanta biodiversità c'è negli agrosistemi. Ecco, allora per quanto riguarda il vigneto, questo come si traduce? Allora, il vigneto è un ambiente molto interessante anche da un punto di vista ecologico. Io lavoro alla Fondazione Edmund Mack di San Michele all'Adige e abbiamo fatto diversi studi sulla biodiversità nei vigneti. Un vigneto condotto con dei criteri moderni, un vigneto che tenga conto anche della complessità paesaggistica, può diventare non solo un ambiente agrario interessante con una ricca biodiversità, ma addirittura abbiamo visto che può diventare un ambiente naturale interessante, perché questa alternanza di una pianta particolare come la vite, che è sia arborea che erbacea, e il cotico erboso che può essere fiorito, inerbito eccetera, diventa un ambiente naturale che sta perdendo piede nei nostri territori, cioè un ambiente prato. Tanto per banalizzare, cosa contiamo? Quanti lombrichetti ci sono? Quante formiche? Quanti insetti? Allora, nella certificazione Biodiversity Friend, questa certificazione creata da VBA, abbiamo 3 indici: l'indice di biodiversità del suolo, dell'acqua e dell'aria. Andiamo a contare quanti organismi del terreno, quanti organismi dell'acqua e quanti licheni ci sono nelle piante di un certo diametro presenti in azienda, e questa presenza ci testimonia la complessità ecologica, ci misura la biodiversità nell'ambiente agrario. Quest'anno è un anno molto particolare perché abbiamo avuto un andamento meteo straordinario, usiamo un termine troppo usato forse, ovvero abbiamo avuto prima delle gelate e adesso abbiamo avuto addirittura delle temperature torride. Questo sul grappolo che tipo di influsso ha avuto? Sì, io partirei ancora un po' più indietro. Abbiamo avuto un mese di marzo con anomalie termiche in senso positivo, nel senso un marzo molto più caldo rispetto all'andamento storico, e questo ha anticipato di molto il germogliamento della vite, tant'è vero che pensavamo che il 2007 fosse nell'ultimo trentennio l'annata in assoluto con il germogliamento più in anticipo, più precoce, e quest'anno addirittura
alcune varietà hanno germogliato ancora prima del 2007, quindi questa è stata la prima anomalia termica alla quale la pianta ha reagito con, diciamo prima, un germogliamento assolutamente anomalo. Dopodiché il mese di aprile ci ha portato la sorpresa delle gelate e questo ha rallentato la fase fenologica della pianta, lo sviluppo vegetativo, che si è ripresa soltanto dopo un 15-20 giorni dalla gelata, quindi vuol dire che è stata una gelata che ha lasciato il segno nella pianta per molti giorni. Dopodiché le temperature sono ritornate su dei valori normali o addirittura anche superiori alla media ed abbiamo avuto una nuova esplosione di vegetazione della pianta che si nota tutt'oggi con sviluppi vegetativi abbastanza intensi. A questo ha fatto seguito negli ultimi 2 o 3 settimane assenza di precipitazioni, ancora temperature elevate, per cui io credo che nei prossimi 15 o 20 giorni dovremo anche affrontare, se la situazione meteo non cambia, i primi sintomi, i primi segnali di stress idrico. Quindi effettivamente è vero, è un'annata anomala che però... Quali sono state le conseguenze sul grappolo? È un grappolo che adesso ha un anticipo fenologico di circa una settimana rispetto al 2016, ma si è riportato un po' in quelli che è la media storica. Un grappolo che si presenta più allungato, proprio per questo sviluppo vegetativo che c'è stato circa 2 o 3 settimane fa e questo ancora con effetti positivi poi sulla sanità delle uve, per cui tutto sommato dopo queste anomalie termiche, queste incidenze ambientali abbastanza anche evidenti, diciamo che il vigneto in questo momento si presenta in un ottimo stato e tutto lascia a prevedere una buona vendemmia, ma sicuramente almeno ad oggi una vendemmia anticipata rispetto al 2016. Un 2017 siccitoso, addirittura prima una gelata, poi siccità e adesso addirittura temperature torride. Sì, abbiamo avuto, confermo questo andamento, abbiamo avuto un problema verso il 20 di aprile di forte abbassamento delle temperature con alcune gelate in pianura, ci sono però in generale temperature superiori alla media ed c'è soprattutto una grossa carenza idrica, stiamo maturando una grande carenza idrica a partire da dicembre dello scorso anno ad adesso. Sappiamo che le previsioni a lungo periodo non si possono fare, però possiamo pensare ad un'estate che, come posso dire, ci proporrà temperature ancora alte. Noi non facciamo previsioni a lungo termine, per il momento non rimangono temperature elevate, chiaramente l'estate è il periodo tipico di temperature elevate, ma noi non ci esponiamo a fare questo tipo di previsioni di lungo periodo perché gli scorsi anni ci hanno riservato diverse sorprese in tutti i sensi. E nei prossimi 10 giorni cosa ci si presenta? Per il momento le temperature rimangono elevate, forse verso il lunedì potrebbe esserci un passaggio di qualche fronte, ma la previsione è ancora incerta. Quello che si capisce per i prossimi giorni sono temperature elevate, in crescita fino a venerdì, poi forse in lieve attenuazione, ma sempre elevate. Si parlerà molto velocemente di tutte le tecniche che per gestire il suolo, per gestire l'irrigazione, per gestire la concimazione, anche il trattamento antiparassitario, che è uno degli input di cui si parla di più ultimamente, tramite metodi che sono per esempio quello dell'agricoltura di precisione. Poi si parlerà velocissimamente delle varietà resistenti, anche quelle sono un'opportunità per abbassare il numero di trattamenti antiparassitari e si parlerà soprattutto della gestione della biodiversità all'interno del vigneto, che dà una grossa opportunità, pur abbassando in parte la produttività, a mantenere quello che si chiama un agroecosistema più complesso. L'agroecosistema più complesso significa avere un sistema più stabile significa più resiliente anche ai cambiamenti climatici, ma meno sensibile anche a oscillazioni, e in particolare oscillazioni nel vigneto significa pullulazioni di insetti. Beh sì, noi formiamo gli enologi sia di primo livello sia gli enologi magistrali, ma anche specializziamo i dottorati, quelli che andranno a continuare l'attività di ricerca. Ma oltre a questo abbiamo anche un'attività di ricerca qui proprio a Conegliano nel campo dell'economia, perché abbiamo gli osservatori nel settore della viticoltura e dell'enologia
Poi abbiamo la microbiologia enologica, la chimica enologica, la difesa, quindi fare una buona didattica, una buona formazione richiede anche una buona ricerca. Faccio presente che oltre a questo noi collaboriamo in modo attivo all'ITS, l'Istituto Tecnico Superiore, nel settore dell'agroalimentare di qualità, che è un altro elemento che va a completare l'assetto formativo che si realizza qui presso la scuola enologica di Conegliano. Ormai sono anni che Veneto Agricoltura tiene qui da voi, con voi, questo trittico vitivinicolo molto importante. Certo, non è una scadenza così solo tipo ricorrenza, ma è un punto fondamentale, tanto più importante quanto più il mercato attende dei segnali deboli per muoversi. Parliamo di vini, spesso vini che hanno una durata di commercializzazione breve, e quindi sapere in anticipo la disponibilità dell'offerta crea un vantaggio competitivo per i produttori e per gli operatori. Quindi questa occasione ci viene invidiata in Italia, siamo stati lungimiranti con la consulta delle Tre Venezie e poi con Veneto Agricoltura, che ha ereditato questo format, perché effettivamente è qualcosa di molto utile per l'economia del settore. Questo tipo di incontri servono per fare il punto sullo stato del vigneto. Voi produttori lo sapete benissimo com'è il vigneto, ma forse una visione generale è molto utile per poi capire dove andare e cosa fare. Sicuramente questa forma di trittico che viene proposta annualmente è molto importante. Io ritengo che sia importante proprio più che per avere un quadro immediato della situazione, per formare alla fine di una serie di annate e quindi anche che possono protrarsi nel tempo, di avere dei dati statistici, perché il vigneto, abbiamo avuto l'esperienza negli ultimi anni, mi riferisco alla vendemmia dell'anno scorso, che non in questo periodo qui, ma nel periodo di agosto eravamo ancora in uno stato di criticità, poi con una vendemmia, cioè con un periodo climatico precedente alla vendemmia molto favorevole, con temperature alte, le piogge al momento giusto, hanno dato una svolta che hanno fatto sì che la vendemmia dell'anno scorso diventasse memorabile. Questo io ritengo che sia importante, poter andare a capire, oltre che nel breve, anche nel lungo periodo, quali che possono essere dei dati statistici che possono darci delle indicazioni più precise. Ecco, allora voi che avete questa performance incredibile del Prosecco, come mantenere questa posizione importante che avete raggiunto anche alla luce della Brexit, alla luce dei mercati che sono molto dinamici? Dobbiamo programmare tutto, quindi quello che stiamo facendo è quello di programmare, tenere sotto controllo il potenziale viticolo, quello che abbiamo come obiettivo di dare stabilità ai mercati, e poi fare un lavoro veramente, che è quello che stiamo facendo a livello mondiale, di fare una giusta promozione e una giusta tutela. Questi sono i punti fondamentali. Quest'oggi si parlerà di sostenibilità del vigneto. Ecco, voi state facendo passi avanti in questo senso? Noi stiamo intraprendendo un percorso molto deciso. Il fatto che la sostenibilità sia diventata un argomento di grande sensibilità e di attualità non deve farci perdere di vista quello che è il vero lavoro nei campi. Noi comunque dobbiamo dare delle risposte concrete al cittadino e al consumatore, ma concrete, che siano molto importanti. Quelle che stiamo facendo noi, che spero che vadano a buon fine, con il divieto del glifosate nel prossimo anno su tutto il nostro territorio del Mancos e del Folpet, sono delle indicazioni ben precise che il consumatore e il cittadino deve cogliere.